Con l'arrivo della bella stagione inevitabilmente la gente sceglie di andare anche in spiaggia. Siamo in Friuli Venezia Giulia, sappiamo che questa parte del nord-est è ricca di spiagge, ricca di litorali importanti, incontaminati. Abbiamo scelto di partire proprio dal litorale triestino per poi andare a visitare la stazione termale e balneare di Grado per finire poi invece a Lignano, una delle spiagge sicuramente più ricche per attività serale e non solo. Andiamo quindi a scoprire queste tre perle dell'Alto Adriatico. Presidente Tondo, sicuramente la crisi c'è, però il Friuli Venezia Giulia offre con le sue spiagge la possibilità di, superare anche questo, perché sono spiagge che sono low cost, qualità altissima, però prezzo proprio medio, inferiore a tutte le altre spiagge, insomma un buon vantaggio. Beh, abbiamo alcuni fattori favorevoli, in primis la posizione geografica. Il Friuli Venezia Giulia è la porta d'ingresso verso l'est, verso il nord dell'Europa, quindi tedeschi, austriaci, cechi, slovacchi, russi vengono volentieri sulle nostre spiagge. Tant'è che siamo una delle poche regioni che ha avuto un incremento nel fatturato del settore turistico, ma ovviamente questo non ci basta, vogliamo migliorare. Abbiamo offerte importanti da Lignano a Grado, low cost e anche di qualità, insomma credo che lo spettro delle possibilità per ogni singolo e ogni tipologia di turismo sia assolutamente importante. Dobbiamo migliorare la comunicazione, far sì che sia Grado che Lignano, ma non solo, le città d'arte, il Friuli, le nostre colline, ma anche la montagna vengano viste per quello che sono in un mondo altamente competitivo, però non abbiamo paura di competere. In effetti il Friuli Venezia Giulia potrebbe fare da cuscinetto proprio perché offre spiagge di sabbia incontaminata bellissima, offre spiagge per la famiglia, offre spiaggia anche per gli animali, per chi vuole ricercare anche un'alternativa che non sia caotica, e anche offre Trieste che insomma non è spiaggia di sabbia ma è roccia. Beh, basta vedere il mare splendido che abbiamo alle nostre spalle. Ricordo che Grado ha battuto il record in Italia per la bandiera blu per il numero di anni consecutivi più elevata. Lignano la conosciamo tutti, è una spiaggia sabbia d'oro appunto, che è un elemento di grande attrazione per tutte le tipologie di famiglie. Dobbiamo puntare appunto ad attirare quelle fasce del nord e dell'est dell'Europa di cittadini che stanno diventando più benestanti, più ricchi, che stanno meglio, che scoprono l'Occidente, per il quale noi siamo un punto di riferimento. Ma non solo, anche il resto dell'Italia. Abbiamo tantissimi turisti che vengono da Lombardia, non solo dal vicino Veneto ma dall'Emilia Romagna, anche dal sud del nostro paese, perché la posizione geografica è comunque un'attrazione. Poi il Friuli Venezia Giulia è sempre un elemento di garanzia. Friuli Venezia Giulia Live è il nostro motto e vogliamo rafforzarlo. Assessore Seganti, in questo nostro percorso alla scoperta proprio del litorale del Friuli Venezia Giulia non possiamo che soffermarci su queste tre località davvero interessanti e uniche, da Trieste, il litorale di Trieste, Grado e ovviamente anche Lignano. Trieste è sicuramente una costa più selvaggia, dove abbiamo dalle Falese a Duino a Sistiana una componente per lo più rocciosa, di mare particolarmente limpido, di mare vissuto da tantissimi amanti della natura. Poi andiamo a Grado, anche lì la natura sicuramente gioca un ruolo principale, se pensiamo alla laguna, che insomma è come una piccola Camargue molto naturale, molto attrattiva, ma con un mix di una spiaggia estremamente sicura, con dei bellissimi servizi e con un costo sicuramente della spiaggia assolutamente accessibile a tutte le famiglie, e quindi un luogo per passare molto bene in un contesto quasi veneziano. Pensiamo alla Grado storica, dove ci sono anche un intercalare di tantissimi ristorantini, bar dove si possono fare squisite degustazioni, e ovviamente durante la giornata godere la spiaggia in tutta tranquillità e sicurezza con la propria famiglia. Poi c'è Lignano, sicuramente diversa anch'essa per i suoi aspetti, la vita notturna, l'attrazione più per un target giovani o famiglie con giovani, dove si può anche lì in tutta sicurezza gustare la spiaggia, una spiaggia molto più ampia di quella di Grado, e con possibilità
di vita notturna, di tantissimi animazioni serali, da Nick the Nightfly alle discoteche, insomma ha un ambiente dove si può tranquillamente mandare anche i giovani a divertirsi. Sicuramente il budget delle famiglie in termini di spesa turistica si è un po' contratto rispetto agli altri anni, e quello che tutti gli operatori del Friuli Venezia Giulia insieme alla Regione è riuscito a fare, è riuscito a mantenere un ottimo rapporto fra qualità e prezzo, quindi abbiamo puntato sul prezzo qualità per l'estate, lo facciamo anche per l'inverno sulle nostre montagne, ma è un fattore che abbiamo visto incide molto, perché la domanda è molto attratta da prezzi estremamente competitivi, e questo la Regione riesce a farlo mantenendo una qualità. Pensavamo enunciavamo la bandiera blu, che è certificazione di estrema qualità non solo della spiaggia ma anche di tutto quello che sta intorno in termini di servizi puliti all'interno della spiaggia. Alexandra Dermit, vicepresidente di Promo Trieste, insomma Trieste è città affascinante, unica, particolare, sicuramente da riscoprire. Assolutamente sì, è una città stupenda che presenta varie possibilità di svago per una bellissima vacanza, per vedere cose stupende. Io dico sempre che chi viene a Trieste dovrebbe venire con una valigia dove metterci dentro intanto un costume da bagno in questa stagione, poi un abito da sera perché abbiamo moltissimi teatri, abbiamo una bellissima stagione di musical, e poi deve assolutamente mettere in valigia anche un paio di scarpe da barca, perché da noi si va in barca tutto l'anno, soprattutto durante la barcolana, e poi un bel giubbino contro il vento, perché la bora bisogna sperimentarla. Inoltre bisogna munirsi di una bella guida enogastronomica per girare la città e i dintorni. Trieste ha recentemente riscoperto una serie di locali storici, visto che c'è questa grande tradizione dell'importazione del caffè, lavorazione del caffè, c'è anche questo modo di bere caffè a Trieste molto particolare, infatti il turista deve informarsi molto bene come chiederà un cappuccino oppure un nero ristretto. Io consiglio assolutamente di fare il giro dei caffè storici dove si possono assaggiare anche i dolci tipici, perché sono un mix di varie culture alimentari, poiché Trieste vivendo su vari confini ha assorbito modi di cucinare di varie popolazioni. Per quanto riguarda il caffè, se uno vuole bere un bel ristretto deve ordinare un nero, che in Veneto potrebbe significare un bicchiere di vino, qui da noi un caffè. Poi chi vuole prendere un classico cappuccio si troverà con un grande disappunto, perché si vedrà arrivare una piccolissima tazzina con un po' di schiuma, perciò per ordinare il cappuccio all'italiana bisogna chiedere un latte macchiato e così avanti. Poi ci sono vari altri modi, per esempio i triestini bevono il caffè molto spesso in bicchiere, allora chiedono un capo in B, che sarebbe un cappuccino piccolo in bicchiere, che può essere con o senza manico, perciò capo in B con o capo in B senza, insomma ce ne sono tantissimi modi come chiedere il caffè. Fatevi accompagnare da un triestino, perché così non sbagliate. Ebbene, dopo aver scoperto che si può fare un bel bagno a Trieste, si può uscire in barca, si può anche tuffarsi in una città di grande cultura, di grande spettacolo, ovviamente dopo un grande caffè, seguendo le indicazioni, perché qui il caffè è speciale, non ci resta adesso che andare a fare una scappata a visitare Grado. Avvocato Marino De Grassi, lei è il presidente della Grado Impianti Turistici. Bisogna riconoscere che in effetti Grado è una perla, non è famosissima come altre spiagge, però riserva delle particolarità, insomma, incantevoli. Devo dire che noi non andiamo poi a premere troppo con la pubblicità, con l'immagine sì però, perché abbiamo un'immagine particolare che trova radici in oltre 120 anni di stabilimenti balneari, infatti sono 121 anni che esiste lo stabilimento balneare di cui Grado Impianti Turistici è l'erede, e quindi cerchiamo quotidianamente di soddisfare le esigenze di un pubblico un po' particolare che vuole una relativa tranquillità, che vuole molta sicurezza. C'è un ticket di servizi, è un sistema di controllo di telecamere che ci consente di monitorare, d'accordo naturalmente con le forze dell'ordine, quotidianamente tutto quanto avviene sulla nostra spiaggia. C'è molta tranquillità proprio come spiaggia per i bambini, per le persone di una certa età, ma anche per i giovani.
quelli che non vogliono proprio eccedere in movida. Ecco, noi puntiamo molto sulla cultura, sullo svago ragionevole, gradevole. Ecco, io però, Presidente, ho notato alcune curiosità che hanno catalizzato la mia attenzione. Io ne cito alcune, ad esempio alle nostre spalle abbiamo una villa antica, quindi si parla anche di storia. Alla fine della spiaggia abbiamo una spiaggia per ospitare i cani, gli amici a quattro zampe. Abbiamo un hospitality nel giardino dove chiunque venga a soggiornare può leggere i giornali di tutto il mondo. Abbiamo anche delle alternative alla spiaggia, quindi con delle piscine per i bambini dove ci sono i parchi giochi. Insomma, un mix, un purpurì di fascino, di ospitalità, insomma non sono indifferenti. Sì, è vero questo, la spiaggia per cani è una creazione di quest'anno, ha avuto molto successo, devo dire. Abbiamo cercato di farla bene, di farla bella e credo ci siamo riusciti. Le ville alle nostre spalle sono un sistema, sono ben 5 ville che sono state costruite all'inizio del 1900 e sono un comparto rimasto integro. Ecco, questo è un po' il simbolo della nostra grado del periodo asburgico. Ed ecco l'altra cosa che lei ha colto perfettamente, cioè il servizio di emeroteca di giornali che noi diamo all'aperto sotto il fresco dei pini marittimi quotidianamente a tutti i nostri ospiti. Poi abbiamo tante altre cose che sono comuni anche ad altre spiagge, ecco. Ma questi così sono dei segni distintivi di cui siamo fieri e che vediamo con piacere i nostri ospiti apprezzano. Ci troviamo nello splendido scenario della terrazza del Laguna Palace Hotel, ma soprattutto ci troviamo con il presidente del consorzio turistico di Grado, Roberto Vernacchia. Ecco Roberto, abbiamo capito che Grado è una città discreta, una cittadina che offre particolarità, ricercatezze, però non abbiamo ancora parlato delle strutture ricettive, degli hotel e di quant'altro insomma un turista può trovare qui. L'isola è una destinazione turistica dal lontano 1892, quindi i primi alberghi nascono nei primi anni del secolo scorso grazie a imprenditori austriaci e boemi, perché Grado era impero austro-ungarico, e da quel momento in poi il turismo è diventato la prima industria della località. Quindi strutture ricettive, dici bene te, di ogni livello, dalle strutture all'aria aperta, villaggi, campeggi, resort che in questo momento sono tornati molto di moda per un turismo più naturale, all'aria aperta, un pochino più sostenibile anche come impatto, alle strutture di più alto livello, quindi hotel 3-4 stelle. Qui a Grado ci sono dei bellissimi progetti per i prossimi anni di sviluppo che prevedono degli investimenti molto sostanziosi per innalzare ancora di più il livello degli standard qualitativi delle strutture ricettive, quindi portare più qualità, più servizi, tenendo sempre presente la grande importanza di non andare ad alterare quello che è l'anima, l'identità forte di quest'isola, quindi la natura, i paesaggi suggestivi, le atmosfere molto romantiche, molto calde, e quindi con grande attenzione a quello che è l'idea di un turismo sostenibile e a misura d'uomo. Siamo nella stagione estiva, però Grado è una città che offre le sue strutture anche d'inverno, anzi forse in autunno e in primavera si riesce a carpire il meglio, no? Beh, come spesso succede a molte località turistiche, la stagione cosiddetta bassa offre dei momenti che l'alta stagione per forza di cose non può offrire, vuoi per l'affollamento delle spiagge o delle strutture, vuoi anche perché cambiano completamente le condizioni climatiche e si scoprono gli stessi paesaggi con una luce e con delle situazioni atmosferiche completamente diverse. Molte delle strutture di Grado sono aperte anche durante la stagione invernale, quindi un turismo che si sviluppa anche l'inverno intorno a un'offerta un attimino diversa. Sicuramente non può essere il mare, il sole, l'estate, ma il benessere, l'enogastronomia e una cura della persona un pochino più intima. E perché no, ricordiamoci, la visita ad un centro storico straordinario sempre a costi contenuti e convenienti. E dalla piccola Grado, sobria e discreta cittadina dell'Alto Adriatico, siamo passati invece a Lignano Sabbia d'Oro, altra cittadina del Friuli Venezia Giulia, con le sue grandi distese di sabbia, con le sue attività diurne e notturne. Ma andiamo a intervistare il presidente del consorzio del turismo proprio di Lignano Sabbia d'Oro.
Pierfrancesco Bocus, tu sei il presidente del consorzio Lignano Vacanze. Beh, basterebbe guardare alle nostre spalle per capire che Lignano offre di tutto e di più. Sì, è vero, offre tantissimo perché a partire dalla ricettività Lignano si compone di più di 160 alberghi, più di 4-5 mila appartamenti, 2 campeggi turistici, villaggi turistici, per cui ce n'è per tutti i gusti. Questo sì, e poi oltre alla ricettività c'è un sacco di offerta che va dalla parte ludica, abbiamo qui sulla spiaggia, abbiamo la terrazza mare, abbiamo il Beach Village dove c'è l'animazione sia diurna che serale, poi c'è la Beach Arena dove si fanno i grandi eventi, il beach soccer, il beach volley e un sacco di manifestazioni, e poi abbiamo tutta la parte relativa all'arenile con i gazebo e la parte relativa al wellness in spiaggia, e poi abbiamo anche la parte che si stende verso Pineta dove c'è la spiaggia anche di Pineta e di Riviera dove c'è animazione anche lì, sia per gli adulti che per i bambini. Lignano si compone di 8 km di spiaggia dorata, il fondale declina dolcemente per cui è ideale anche per le famiglie con bambini, per i bambini piccoli non c'è il rischio di scendere velocemente in acqua. Oltre alla spiaggia, tutta l'animazione di cui dicevamo prima, Lignano si compone di tantissime altre offerte. Abbiamo lo shopping perché è il paradiso dello shopping per la nostra regione, perché abbiamo una bellissima isola pedonale qui nel centro di Sabbiadoro, un bellissimo viale pedonale, e anche la parte di Lignano Pineta dove ci sono tutte le grandi boutique, marchi rinnovati e molto interessanti. Lignano ha 6 parchi di divertimento, 6 parchi tematici, a partire dai parchi tipo l'Aqua Splash e Gulliverlandia per le famiglie, per i bambini e per i ragazzi e anche per gli adulti, poi abbiamo i Gommosi e lo Junior Park per i bambini, il Parco Zoo, il golf, per cui ce n'è per tutti. Lignano ha moltissime marine, moltissimi porti ed è la realtà turistica friulana e direi anche nazionale che ha più posti barca, perché abbiamo più di 6.000 posti barca qui a Lignano, abbiamo ricevuto l'ennesima bandiera blu e abbiamo ricevuto quest'anno anche la bandiera verde come simbolo di spiaggia sicura per i bambini. Bene, dopo aver scoperto tutte queste offerte che Lignano proprio vi riserva, andiamo a scoprirne altre 2, quelle dell'attività culturale e della vita notturna. Parlavamo di cultura a Lignano e succede anche che in effetti si abbiano dei personaggi che oltre a scrivere libri importanti scrivono anche per testate giornalistiche importanti, in questo caso Mario Giordano. Direttore, intanto benvenuto a Lignano, un'impressione su questa cittadina che si anima soprattutto d'estate. Ma io è la seconda volta che vengo a presentare uno dei miei libri qui e trovo una grande attenzione, è sempre sorprendente per me andare nei posti dove si fanno manifestazioni attorno ai libri, attorno alla cultura, in cui si valorizzano, come in questo caso, i valori della cultura e anche i valori della cultura locale, quindi dei beni gastronomici, e vedere l'attenzione e la passione con cui le persone partecipano. Non è scontato, perché uno nei posti di vacanza potrebbe anche fregarsi, io sto in spiaggia, vado in giro, invece l'attenzione e il calore, il modo in cui vengono seguite queste cose è sempre bello, è sempre impressionante. Ecco, una delle caratteristiche che sinceramente riesce a catturare l'attenzione nei tuoi confronti e che genera poi grande stima è anche il fatto che sei molto schietto come direttore e come scrittore, e mi sembra che anche nel tuo libro, nell'ultimo libro, tu non sia mancato di schiettezza e di verità. Il nostro mestiere ha una grande fortuna, cioè ti consente di essere vicino ai fatti, ti dà la possibilità di lavorare per conoscere i fatti, e il nostro compito io credo che sia uno solo, quello di cercare di portarli alla gente nel modo più diretto e più comprensibile possibile. Incontrare la gente anche durante le presentazioni dei libri in questo modo aiuta tantissimo a non perdere di vista quelli che sono i valori veri, quelle che sono le esigenze vere della gente. Ogni tanto i giornalisti tendono a parlarsi un po' addosso, a fare un po' i riferenti del palazzo, e invece io credo che sia importante mantenere un contatto vivo e un filo diretto con la gente. Vi spiegavamo che Lignano si contraddistingue anche per l'attività notturna, ma oltre che all'attività notturna, dove parecchia gente ha motivo di divertirsi, riserva anche delle belle sorprese. In questo caso siamo con Martina Tomasello, conosciuta come DJ Laura Linda. Insomma, come è nata la passione e come mai ti trovi a Lignano? Io sono a Lignano per lavoro, perché questa sera suono in un locale molto bello, il Tangos Café. Sono già stata a Lignano e la passione è nata dalla danza, dalla musica. Io insegno danza da moltissimi anni, ho sempre ballato. Poi 5-6 anni fa mi sono appassionata di console, volevo capire come si faceva, veramente una passione, un hobby, e invece poi è diventata più che un lavoro una missione. Quindi. Senti Martina, l'anno scorso qui c'è stato Bob Sinclair, lui è di casa a Lignano, sappiamo che ci sono tantissimi locali, tantissime discoteche a Lignano per i giovani e anche un po' i meno giovani. Cose che consigli proprio a coloro che ci stanno guardando
per venire qui a Lignano a vivere il night lifestyle? Ma io giro parecchio, sono anche veneta di origine, quindi sono vicina a Lignano. Quello che mi piace qui è la dimensione umana, quindi si trovano tutte le età, voglia di divertirsi, voglia di divertimento, sana, pura, perché come si sa la vita notturna spesso è tante altre cose, trasgressioni, invece qua noto proprio la voglia di divertirsi, l'amore della musica, poi spiaggia, mare, per cui insomma, perché non venire? Bisogna. Bene, Fabrizio Nonis con quest'ultima piacevole sorpresa dove avete scoperto che esistono anche le brave e belle DJ, come sempre vi saluta, si congeda da questa puntata di Sconfinando e vi dà appuntamento come sempre alla prossima puntata.